4-5.000 anni fa era lo stesso. Quindi è veramente straordinario. Eccolo, il colpo d'occhio che volevamo vedere, grazie al nostro regista Massimo 30.000 persone che ci ha dato l'immagine reale di che cosa è. Si colloca comunque il serpentone dentro adesso. Sì, e quindi tra poco avremo un altro colpo d'occhio ancora più. È un anfiteatro naturale eccezionale, di una bellezza, è una location, per dirla in maniera attuale, incredibile, con questo lago che ha livello adesso, è circondata da questi castelli che hanno 4-5.000 anni. Sì. Ecco, per la vostra esperienza quanto manca per l'arrivo, intanto l'ulteriore benedizione? Decina di minuti. Mancano una decina di minuti. Siamo ancora dentro l'urbano, la fine. però siamo alla fine dell'urbano, arrivare alla seconda benedizione, e poi ci sono 400 metri da percorrere a passo di cavallo, ma una decina di minuti. Il parroco secondo me finisce la seconda benedizione e poi si avvia nella strada proprio del santuario. Allora abbiamo ancora qualche minuto prima di raccontare poi di fatto l'inizio dell'Ardia, intesa come corsa spericolata. Per raccontare, Antonangelo, per chi si fosse collegato con noi solo in questo momento, la sacralità di questo anfiteatro naturale, ben precedente rispetto alla un tradizione. anfiteatro che ha che è un tempio sacro da 4 o 5 o forse 5.000 anni o forse di più, che per 5.000 anni a mio avviso ha avuto un rito quasi identico, dove c'era questo rapporto carnale e passionale fra uomo e cavallo, e dove lo spirito dove vada bene che siede da 2.000 abitanti. Qua ogni anno vengono 30.000 persone, qua è la Sardegna che si concentra e si fa popolo. E poi c'è una cosa molto importante: la sacralità qua non è entrare in chiesa, entrare in chiesa entrano in pochi, è partecipare, cioè venire e vedere almeno un pezzo di questa cerimonia, così si compie il voto, si compie il rito. Lo dice un desulese e un sedilese, è d'accordo su questa visione? Molte volte ci confondono, tant'è che noi ci offendiamo moltissimo. Desule e sedile. Ma tu sei di te. Scusa. Come amate definirvi? Siete amici d'infanzia? Abbiamo una lingua comune, abbiamo tradizioni comuni. Ed è davvero un privilegio avere due compagni di viaggio come Antonangelo Liori e Tonino Manca per commentare questa edizione dell'Ardia. Dottoressa, le voglio dire che è davvero la giornata più importante dell'anno per noi. È una tradizione ultramillenaria, ha la sua sacralità, però onestamente è l'identità di un intero popolo. Sì. Questa è la definizione dell'Ardia. Poi, come ho detto, ogni tempo di galoppo è il salto dell'anima, del cuore, del coraggio, però la sacralità non si tocca e non la si può nemmeno immiserire, non è possibile toccare la fede. Ascoltiamo la banda di Monastir, Tonino Manca. Stiamo ascoltando la banda di Monastir, un'ora in
iniziata la nostra diretta alle 18 in punto, sono le 19 passate da qualche minuto, ancora un po' prima che l'Ardia vera e propria, nel senso della corsa, possa avere inizio qui nell'anfiteatro di Santo Antino, nell'accezione sedilese. Allora, tra poco vi racconteremo naturalmente il rito e intanto sentiamo i fucilieri che mettono ordine anche loro, no? Come i bastoni della scorta, segnano il passo di quello che avviene, ma mettono anche ordine. Mi dispiace non averne parlato prima, ma i fucilieri hanno un ruolo fondamentale nell'Ardia. Scandiscono i tempi, mettono ordine. E gli spazi anche. E anche gli spazi, perché dove ti dice il fuciliere di star lì, stai lì, non perché ti spara, ma perché ha autorevolezza nei confronti del popolo, perché è riconosciuto dal popolo. E il ruolo più importante non può esserci se è riconosciuto dal popolo. Poi la cosa bella veramente è che noi sardi dell'interno, soprattutto a Sedilo, siamo un unico popolo. Sì. Siamo un unico popolo. Sì, questo è vero. E quindi vedremo tra poco anche la seconda benedizione. I luoghi, tra poco la seconda benedizione. E allora aspettiamo questo momento, viviamolo insieme ai nostri telespettatori che ci seguono ormai da più di un'ora. Tra poco la seconda benedizione, ma intanto volevo introdurre il tema, avendo intravisto tra cavalieri che correranno qui in questi sterrati del santuario di Santo Antine, una Amazzone. E allora volevo affrontare con voi anche il tema del ruolo delle donne. Dicevate prima, è una Sedilo, una cultura matriarcale, rigidamente Sedilo, evidentemente, ma l'Ardia e degli uomini. Abbiamo visto una donna, abbiamo raccontato di Valeria Sanna, di Giulia Putu, di Alessandra Spiga, che sono state amazzoni negli anni passati, di questa straniera strangia di Cristina Moretti della metà degli anni 70. Ma mi piace sottolineare con voi anche il ruolo de Sapriorissa, che è quella che cura il santuario nei giorni della festa. Non c'è dubbio, è importantissimo perché il santuario è sempre stato tenuto in ordine e Sapriorissa mette un impegno eccezionale per fare questo, anche di natura economica, perché ci sono tantissime cose da svolgere e soprattutto chi viene in chiesa, che è aperta tutto l'anno, grazie a una famiglia che qui risiede, è sicura non solo degli allestimenti floreali dell'altare nelle giornate delle feste, ma si cura della pulizia, dell'ordine totale. Poi è un voto, è sentito, è fatto per la fede. E questo mi pare sia tutto. Antonangelo. Le donne sono le padrone del tempio e l'uomo è il padrone della cerimonia. Ma comandano le donne. Certo. Ma noi raggiungeremo prima o poi la parità dei No. diritti? No, non ce la Mai. faremo. Dottor Liuri, La parità dei diritti. No, parliamo delle donne, abbiamo parlato di Sapriorissa e di quello che fa e di come è custode essa stessa del santuario e di come organizza i giorni della festa in modo tale che tutto sia perfetto. Cioè, Ecco. ci fermiamo per assistere all'altra benedizione. Anche quest'altro passaggio scandito, ecco lo scandire dai colpi a salve che scandiscono appunto i tempi, come ci raccontavano Tonino Pudi e Antonangelo Liori. Allora noi andiamo in pubblicità dopo la seconda benedizione, un'altra pausa tra pochissimo. Comunque notate, tra poco entreremo. Antonangelo, ti interrompo, dobbiamo mandare la pubblicità, sì. Ma tra poco continueremo, abbiamo ancora tanto da commentare, tanto spazio ancora per raccontare. Pubblicità.
La Marino Prefabbricati è leader in Sardegna nella costruzione di edifici industriali e commerciali. Un successo ottenuto grazie ad un team di esperti altamente qualificati. Anni di esperienza nel settore e l'utilizzo di tecnologia all'avanguardia. Marino Prefabbricati. Affidabilità, qualità ed esperienza al vostro servizio. In diretta da Sedilo per l'Ardia 2025, tutto pronto, vedete le immagini che ci manda la nostra regia, quanta gente accorsa qui e quante altre tante persone che stanno arrivando a seguito delle pandele, delle scorte e dei cavalieri che tra poco si affacceranno qui nel santuario. Una immagine veramente bellissima, complice sicuramente una temperatura forse un po' più accettabile rispetto agli anni scorsi, e certamente il fatto che sia domenica aiuta, Tonino. È chiarissimo che non è lavorativa. Oddio, spesso ho visto il sabato, io ho molto partecipato, perché in effetti poi la domenica non lavori Però tanta gente oggi. Sì. Il sabato ha una caratteristica interna nostra che crea la giornata dell'ottava a piedi domenica. la più vicina, perché dobbiamo saltare una domenica e poi fare l'ottava dell'Ardia a piedi, quindi salti la domenica del domani ed è subito la più lontana e quando ti capita di domenica. Perché ne salti 15 di giorni. E infatti sarà il 20 quest'anno. Infatti sarà il 20. A piedi sarà il 20 e anche quella è un'Ardia meno spettacolare ma molto partecipata. Molto, ma ci sono 1000 persone, non è una cosa bellissima, di colori, di rumori, poi pieno di bambini anche. Di tutto, insomma, è molto bello. C'è meno tensione ovviamente, non c'è questa tensione. Però è certamente altrettanto bella, partecipata, e poi ricordiamo, guarda che bellezza, ricordiamo che parliamo di un rito che è assolutamente un rito religioso, quindi che si compia il rito a cavallo per i cavalieri abilissimi che vediamo in questa immagine, che vedremo tra poco nella discesa degli sterrati del santuario di Sant'Antino, o che si faccia e si compia a piedi per chilometri. La meraviglia del rito rimane immutata. Forse abbiamo un minuto e mezzo per parlare di quella cosa importantissima che è la pista pure. Certo, e la sicurezza della pista. Parliamo della sicurezza della pista. Io mi occupo a titolo totalmente gratuito dal 2014 dell'approntamento della pista, che deve subire prima di tutto una depolverizzazione, perché l'eccessiva polvere creava ovviamente insidie anche sulla sicurezza, e poi una ricarica con dei materiali adatti anche a strato fino, perché dovendo galoppare a quella velocità non ci vogliono strati consistenti, e abbiamo trovato a chilometri zero sempre i materiali nostri, nel senso che terra di qua. È terra di qua, è un misto a granulometria fine con componente argillosa che ben si adatta a questo tipo di pista. Ovviamente non siamo a livello di dover cercare altre tipo di soluzioni, tipo la sabbia cilicea additivata o meno con i coriandoli di tessuto o non tessuto. Siamo rimasti proprio a questi materiali che ci danno una buona garanzia e una buona risposta per l'utilizzo che ne dobbiamo fare, e poi drenano anche abbastanza bene l'acqua, e questo è importante. Ecco, a tutto questo come si è arrivato e in quanto tempo si è arrivato? Io ho iniziato nel 2014 questa cosa. È chiaro che prima era molto polverosa. Molte volte, dico la verità, vedendo Piazza del Campo a Siena, ti mettevi ad invidiare questa roccia sedimentaria con lapilli vulcanici che accettava mezzo centimetro del ferro del cavallo, ma
Questo è meglio. 4 minuti d'acqua non corre il palio e lo rinvii. Ma l'Ardia non è rinviabile. Non si può rinviare. No, Ecco, un altro aspetto importante non vogliamo, Tonino l'Ardia Manca è quello. Quest'anno per esempio può anche il Palio di nevicare, Siena, ma loro non rinviano. il Palio di Siena è stato posticipato per pioggia al giorno dopo. Un fondo eccezionale, ma 10 minuti d'acqua diventa una saponetta. Invece qua funziona sempre. Qui funziona sempre. Tanto le immagini le vediamo le persone che attendono l'inizio ufficiale, no, del rito. Poi... E salutano le nostre telecamere, sono davvero tantissimi. Ringraziano per gli inquadramenti. Sì. E salutano come allo stadio. Sì. Quando vedono capiscono di essere inquadrati che salutano. Eccoli allora. Si avvicinano. Sì. Quanto manca? Fra 5 minuti stanno per entrare a Soprontighetto. E considera che da sempre sono gli stessi passi, le stesse identiche cose. E la cosa più importante è che gli svedesi sono maniacali nella ripetizione ossessiva del rito. Ecco, diceva Antonangelo Iori che ci sono alcune dinamiche che capite solo voi, sono dinamiche interne che vivete e capite intimamente solo voi sedilesi. Anche perché ci sono problematiche un po' particolari. Quando tu hai un fronte di 15-20 cavalli a seconda di dove ti fermi in Soprontighetto e la fila ti si muove, insomma bisogna essere energici, decisi, autorevoli. La prima non può fare mosse false, ovviamente, perché allora la fila si sconfigge. Però agli occhi di un profano, anche come me che la conosce da 47 anni, quando tu mi dici Ocanno una bella calata, per me era identica a quella dell'anno scorso. Sì, però sì, per loro ci sono differenze minime. ma guarda, che solo loro capiscono. la partenza, i primi tempi di galoppo, il posizionamento dei tre. Solitamente noi abbiamo dei canoni ufficiali, no? Certo. La prima sta ancora nel pianoro e il primo tempo di galoppo lo riceve ancora nel piano. Capito? In modo che per un profano è impossibile arrivare a questa. in modo che il cavallo si senta più sicuro, ma lo stesso cavaliere, ricevendosi nel piano, il cavallo è ancora più tranquillo. Certo. Se tu lo metti proprio nel punto, 20 metri dopo, nel punto in cui deve buttarsi, se non è cuor di leone fa due passettini, capito? E sono quindi sottigliezze minime che capiscono ma solo. sono importantissime, Certo, fondamentali. ma sono fondamentali. Ne sto accennando una, nel senso che poi te ne vengono in mente 100, ma una a scelta, ecco, per dire quanto non puoi capire tu, Antonangelo, e lei, dottoressa, questa differenziazione minimale, proprio sottilissima, millesimale, sottilissima. Ti sembra sempre uguale, no? Ascolta, 2 tempi di galoppo dietro, 2 tempi di galoppo, cosa ti cambia? No, per loro cambia. No, certo che cambia anche molto. Intanto si stanno avvicinando A Soprontighetto. a Soprontighetto. E da qui entra il Qua ci vivo. sarà La terza benedizione. un'altra benedizione. Sì. E da qui proprio ufficialmente fa primo Bandela è proprio il sacerdote. È tutto. È lui che benedice da oggi in poi. Lui adesso avrà addosso la responsabilità davvero Di un popolo. Che gli augura collettivamente di fare bene. Ti racconto un fatto. Mi era appena venuto il cancro e la prima cosa che ho fatto sono venuto qua. Ero malato moribondo, la prima Bandela di quell'anno mi vide, si fermò il cavallo davanti alla chiesa, mi porse la pandela e mi dice via Annau, ti stringala forte che ti servidi. Bellissimo, una roba da lacrime. Da lacrime. Intanto ecco, a proposito di ordine,
A proposito di ordine a cui facevi riferimento tu, Tonino, il ruolo dei fucilieri che stanno arrivando ed è un segnale ai cavalieri, è un segnale a tutti naturalmente di apripista, ma è anche un segnale a chi è qui presente, qui all'interno dell'anfiteatro. Bisogna essere ordinati anche qui e rispettosi. Soprattutto rispettosi. Perché, lo ripetiamo ancora una volta, l'abbiamo fatto diversi altri momenti in questa diretta che è iniziata alle 18 in punto, questo è un rito religioso, non è una corsa equestre, non è il Palio di Siena. L'ho detto prima, ogni tempo di galoppo è un sussulto di fede profonda qua dentro. E questo è un paradigma. Un altro momento per me molto... Mia figlia aveva 2 anni, mia figlia ha imparato ad andare prima a cavallo che a camminare, l'ho portata qui a Sedilo e la prima candela di quell'anno me l'ha fatta, gliel'ho data. E l'ha tenuta. L'ha tenuta. Una roba, guarda. Però bisogna essere anche profondamente credenti, chi dà la bambina e chi prende i fiocchi della l'ha presa bandiera. alla stretta. Eccolo qua, fermiamoci un attimo perché questo è un momento clou. Importantissimo, da qui inizia ancora di più e siamo ancora di più dentro l'Ardia. Ci stiamo entrando in pieno. È un momento, viene quasi veramente Da piangere. voglia di parlare quasi sottovoce, no? Per non alterare la sacralità del momento che stiamo vivendo. Ecco qua, i fucilieri anche ancora una volta scandiscono i tempi. E adesso il sindaco, il parroco e i carabinieri abbandonano, vanno verso la chiesa, l'Ardia, arrivano e vengono qua. E molte volte si diceva che non fosse un passo troppo lento, noi esasperando il concetto, mica non sia da passo funerale, perché magari la prima aveva un cavallo eccessivamente nervoso che voleva correre e l'attesa un po' troppo lunga, certo. Un po' lo metteva in difficoltà. Comunque complimenti al sindaco, è un cavaliere di grande eleganza. Lui, bravo, lui potrebbe fare anche, Sabrina Vannella potrebbe devo dire fare. Che grande Fantino, applausi. Migliorato ulteriormente anche rispetto agli anni passati. Intanto l'aiuto. Il parroco no, però il sindaco, guarda il sindaco. Ma anche lui è nuovo. Guarda, il sindaco ha un'eleganza, guarda. Un'energia. Adesso non è un ragazzino, ne dimostra pochi, ma ne ha 53. Un'energia. 53. Ha un'energia eccezionale. Applausi al sindaco. Applausi. Adesso che cosa succede? Adesso arrivano all'interno dell'anfiteatro, salgono seduti dalla banda musicale, salgono alla chiesa e da lì in poi l'Ardia può partire. Ecco, però una volta che loro 4 sono all'interno dell'anfiteatro, sono vicini alla chiesa, e quando tutto il terreno è sgombro, la prima pandela dopo di loro non c'è nessuno in pista. Solo la prima pandela sa quando è il tempo giusto. È il momento per loro, partire. dopo di loro non c'è più nessuno in pista. No. Pista sgomba totalmente, stanno per arrivare a Subottale. E noi li stiamo aspettando, li vedremo, no? Arrivare alla nostra, li vedremo passare qui alla nostra destra. È cresciuta anche la sicurezza, le prime volte sono arrivato non c'era niente, non c'erano paratie. No, ma Antonangelo, queste sono cose compatibili. Sì, assolutamente. Compatibili non sono quelle sicurezze che non è l'alterazione del rito. Questo è all'interno del rito. Solo, ma poi molte volte si suggeriscono sicurezze che non stanno in posto, non servono a nulla. Ecco, prima si entrava nell'altro. No, sempre questo. No, negli ultimi 50 anni, certo. Ma poi si esce dall'altro. Stanno entrando. Stanno passando l'arco, lo vedete, tra poco noi
avremo modo di vederli, no? Alla nostra destra, come dicevamo poco Questo fa, è uno dei momenti più difficili a discesa, per i cavalieri che per i arrivano cavalieri. a tutta velocità. Considera che le prime volte che sono venuto io i cavalli erano la metà di quelli attuali. Questi sono bei cavalli, accidenti di sangue. I cavalli eccoli passare. Ecco qua, le Vediamo. autorità. Adesso Hanno anche un passo buono, abbastanza Il sindaco è spedito. meraviglioso. Che eleganza. Accidenti. eccoli, Un portamento eccezionale. arrivano. Vedi come si distingue il portamento di chi sa andare a cavallo? Qui bisognerebbe avere sempre la telecamera su Pronticheddu, perché eccoci qua. Ce l'abbiamo. Da un momento all'altro adesso lui può partire. E ancora non sono arrivati. È una cavalla che non conosco, c'è venuta 2 o 3 anni però all'Ardia. Ah, non è di Fede la Grazietta? cavalla? No, è di Duarchi, ma l'ha dovuta cambiare Leonardo per un leggerissimo infortunio Di alla Quaglietta? cavalla che stava usando. Sì, Quaglietta. una Che era la fesseria. cavalla di Mario Nieddu che lui ha ceduto. Esatto, una fesseria ceduto proprio all'amico. che però precauzionalmente con Ecco, l'amore che abbiamo per i cavalli ovviamente. Certo, ma può in questi casi, visto che ci si prepara per tanto tempo. Ma sto no? vedendo Si anche i monta per tanto cavalli tempo. sono abbastanza posizionati bene, con la distanza abbastanza giusta, non sono troppo lontani, almeno ciò che vedo dal video. E lui adesso sicuramente sta aspettando Leonardo che il parroco e il sindaco si Siano al posizioni- sicuro. si posizionino bene e poi deciderà lui quando partire. Certo. Quando partire? La cavalla non fa movimenti strani, è abbastanza tranquilla. Dovrebbe essere una bella discesa. Dovrebbe essere una bella discesa a tutti gli effetti. E noi siamo in attesa Sì. che la prima bandera. Dietro ovviamente c'è già la pressione, si intravede la pressione della fila. Immaginiamo la tensione di questo momento. Poi i cavalli adesso impazziscono. Soprattutto scendere. i cavalli che conoscono. I vecchi. Però la prima mi piace moltissimo perché vede la tranquillità. Sì. È una cavalla che. Bella cavalla. Sì. Anche se di media taglia, però. Però è ben strutturata, una bella cavalla. Sì. Più strutturata è la terza come struttura fisica. Tra l'altro anche l'impugnatura, Ecco, adesso- no? Loro corrono tenendosi solo con la sinistra perché sulla destra portano Leonardo deve il stare vessillo. attento a non fare ovviamente movimenti falsi. particolari perché altrimenti si muove la fila ed è un po' un problema, ecco. Sono i secondi che precedono l'inizio. Fra un po' quando la posiziona di nuovo, fra un po' parte. Adesso è il momento suo. È il momento. Questo è il momento Ecco clou. qua. Ci siamo tra poco? Là. Vabbè. Anche perché forse non si può aspettare oltre, no? Perché i vecchi vedete cavalli come scalpitano i cavalli dietro. È il momento di massima pressione questo. Poi è tornato giovane. Leonardo Pes in questo momento sta per aprire come capocorsa e prima bandera l'Ardia 2025. Un attimo si è spostato il secondo. Ora il terzo. Mario Nieddu. Adesso sono posizionati perfettamente. Ultimi sguardi. Ma anche la fila mi sembra ben fatta, quindi Zucca. muove più centrale però, non muove da lì ovviamente. No. Sta cercando di sempre. capire qual è il momento più indicato. Ah, non c'è dubbio. Intanto anche la temperatura è diventata più accettabile. Più mite, sì. Esatto. Stiamo bene. Sì. Una brezzolina che arriva dal lago Modeo. Che bellezza. Sta ancora aspettando che il sindaco e il parroco. No, loro Ieri. sono il già a sindaco e il posto. parroco Questo sono già a è posto. solo. Intanto vediamo come avanzano anche i cavalieri dietro.
E le scorte, il ruolo delle scorte lo si capisce proprio adesso, no? Che cercano di contenere gli altri cavalieri. Non c'è dubbio. Uno sguardo indietro Ora può per partire. capire la situazione. Ora poi deve partire. Ora può partire. il bastone di cui parlavamo, delle scorte, no? Giustamente. Che cercano di mettere ordine e di proteggere le tre pandelas. È tutto pronto. Sì, è tutto pronto proprio. Uno sguardo indietro e poi non farmi stare in ansia. un po' di incoraggiamento da parte di Antonangelo Diori a Leonardo Pes, allevatore di 49 anni, ricordiamo iscritto nel registro parrocchiale da quando aveva 13 anni. Pensiamo da quanto aspetta questo momento, esattamente questo momento. Da tanto. Però Tony, io che ho 61, se mi trasferisco per l'Esercito a 97 potrei correre. Sì. Assolutamente. Ecco qua, il cavallo ci sembra, no, fa un altro giro. In quel momento sembrava abbastanza tranquillo. Intanto vediamo la bardatura con quel segno che è Inoc Signo Vinces. Sì. In questo segno vincerai, la scritta apparsa a Ponte Milvio all'imperatore Costantino nel 312 d.C. Si vede benissimo, ce l'ha solo il capocorsa, il cavallo del capocorsa è bardato con quel segno, no? Inoc Signo Vinces. Ecco, tutta questa attesa a cosa è imputabile, Tonino? Sta cercando il posizionamento giusto, sta guardando la fila adesso in questo momento, sicuramente un po' il sentire la cavalla anche, non lo so come sia. È quello che stavo per chiederti, cioè il fatto che l'abbia cambiata all'ultimo momento e che la conosca poco può influire secondo te? No, ma sicuramente l'ha già montata parecchi giorni e quindi in buona sostanza, essendo una cavalla che già ci è venuta 2 o 3 anni. L'ha già fatta l'Ardia? Sì, non nelle posizioni di testa. Però la conoscete? Sì. Beh, adesso se la posiziona adesso parte sicuramente. Il primo anno dicevamo, ed è forse l'unica volta che la prima pandela, il capocorsa, eccolo lì. sceglie Eccolo lì. il figlio come terzo. Adesso è ben messo tutto. Sì, è perfetto. Eccolo qua, è siamo perfetto. Partita, l'Ardia è ufficialmente partita. Allora vedete l'abilità, stanno per entrare. I trauco. Eccoli, davvero un ingresso bella, straordinario, bellissimo, direi, bellissimo. particolarmente bello, davvero bellissimo. Ecco, è una discesa perfetta. Va benissimo, è andata benissimo. Come la definite voi? Ecco. Una discesa perfetta. È andata benissimo. Adesso guarda come cambia il paradigma di lui che benedice il popolo. Intanto lo scampanellio della chiesa che noi come postazioni di Vigna abbiamo alle nostre spalle, anche quello, no? Rientra in quello che è il rito. Perfetto. Il vessillo di Leonardo Pes. Eccolo, il giovanissimo Andrea. Con la lancia, anche la sua, una discesa straordinaria. Chiude l'Ardia, generalmente chiude l'Ardia una scorta, L'applauso dei tanti presenti. Possiamo dire che l'Ardia
prevede ancora altri passaggi naturalmente, ma che un po' di tensione comincia a sciogliersi a Sì, questo non punto. c'è dubbio, anche perché più è fatto. onestamente è il punto più pericoloso, l'ingresso nell'arco. Cioè, Il più è fatto. Il vedete, la discesa a Samuredda è più tecnica, perché già si parte con un galoppo destro per aggirare la chiesa, poi devi cambiare a galoppo sinistro in subordine, devi rimetterti a galoppo Però destro. non è per pericolosa. Samuredda, però è meno pericolosa perché la velocità è molto più ridotta rispetto al passaggio nell'arco, eccetera. Intanto un po' di ristoro con questo caldo Sì. che arriva ai cavalieri che hanno atteso a lungo, 2 sorsi d'acqua. e poi dallo stesso arco Quest'anno continua ad perché arrivare. anni fa erano 2 sorsi di vino. No, E anche 3. tanto tempo fa Bernaccia. Bernaccia. Ecco, adesso dovrebbero iniziare i giri che sono sempre dispari. Però 3, davanti alla 5, chiesa lui 7. dà la bandiera, dà lo standardo al popolo perché lo bacia. Perché glielo lo baci. richiede. Ecco il rallenti. Anche quello Bellissimo. è un momento di devozione, il bacio alla bandiera, Sì. al vessillo del capocorsa. Ma che corro lo bacio anch'io, non si fa mai. Bellissima queste immagini che la regia ci ha riproposto del primo atto Sì. dell'Ardia 2025 che si è appena compiuta. La forza, la potenza, si vede dalle immagini, l'abilità, l'agilità Anche dei l'eleganza dei cavalieri. l'eleganza, bellissimo. sì. Poi sono cavalli davvero bellissimi. Bellissimi. Beh, ormai i cavalli sono insanguati, sono veloci, sono molto diversi dalle configurazioni precedenti. Quanti anni ha Marionid? 57. E qui si apre un'altra parentesi. Ecco, intanto un altro replay che la regia di Massimo Piras ci mostra da un altro punto di vista rispetto a quello di poco fa. Dicevo nei riguardi dell'età che si sta aprendo un po' un dibattito senza soluzione, perché la Pandela, il parroco, la sta dando sempre a gente in età sufficientemente avanzata. Non si riesce a smaltire il ritmo delle iscrizioni e finisce che hanno questa età. Oddio, l'età ottimale è 35 anni. Però chilometro era grande e ha fatto un'Ardia. Ma lui era grande in tutto. Guarda, questo chilometro è un emigrato. Eccolo, la prima bandiera, anche la sua. Costantino. Una corsa perfetta, quella di Leonardo Pes che abbiamo rivisto. Ma poi benissimo tutti i cavalli, tutti belli, tutti bene, quella è una cosa fondamentale. Non c'è stato il minimo intoppo. Vedi che lui benedice il popolo dando la bandiera. Sì. Tutti quanti la baciano. La ricercano, la baciano. Perché là si mettono i malati, quelli con problemi di salute, di giustizia. Sì. E dicevo l'avanzamento dell'età. In effetti prima mio nonno materno l'ha fatta come prima solo per la novena, solo fine agosto, perché allora la dava a un altro. Ma non era per smaltire, perché poi la dava a 18 anni. Però di seguito a uno. l'attesa di vita era anche inferiore allora. Può essere. Ecco, la cosa importante è che certo si va avanti con l'età. Leonardo Pessi, il capocorsa, era iscritto nel registro parrocchiale da quando aveva 13 anni, ha aspettato tanto, però è anche vero che per il ruolo sacro che riveste deve avere una riconoscibilità, deve avere un rispetto di tutta la comunità, deve essere rispettato e anche un'autorevolezza, certamente. Non può essere un ventenne. Il ventenne può esordire come terza pandela, come seconda pandela, ma certamente la prima pandela, il capocorsa, deve essere una persona che anche per età, no? Deve avere come dicevamo prima, un rispetto, una riconoscibilità.
Intanto vediamo che rispetto alla tensione della prima benedizione si è sciolto. Però vedi no? come qua il Più sacerdote è lui. sorridente. Sì, assolutamente. No, ma anche la tensione cala. Poi mano a mano che si avvitano i giri della chiesa un po' riprende e risale. Intanto continuano questo gesto collettivo. Una cosa bellissima che io ho sempre notato è che ci mettiamo sempre a contare i giri della chiesa e non andrai mai d'accordo con quello che è vicino. Però la tensione è tanta che non riesci nemmeno ad azzuffarti con lui. Eccolo, iniziano i giri ed è anche qui il capocorsa decide di farne 1, 3, 5, da uno non 7, parte mai, 3, 5, 7, 9. No, 3 no, 5, 7. Però 5, può anche 7. in teoria. No, dai 5, minimo 5. E poi dai 5 ai 7, ecco, anche se, ripeto. E ne ho visto anche a 11 io. Può anche essere capitato, non ti so testimoniare, ma è un È difficile da contare, sicuramente. Allora, magari era 10 o 12. Se sono 11 fai tempo anche a picchiarti con il tizio, Quindi questo è un momento. Anche mia figlia lo sta guardando in streaming da Londra. Ah sì? E vedi? Non è solo l'identità di un intero popolo, è l'identità di una nazione anche di più. La nazione veramente mi viene difficile pensare come qualcuno possa ideare di annullare o di snaturare o di miserire una manifestazione di questo livello. E tra l'altro permettetemi di fare questa considerazione adesso che Antonangelo diceva che la figlia sta seguendo la nostra diretta attraverso lo streaming, quindi stiamo parlando di una espressione, no? Di un'opportunità che la tecnologia oggi ci dà nel raccontare invece un rito che si perde, no? Nella notte dei tempi. E allora questi due aspetti sono davvero straordinari, sono davvero bellissimi e straordinari. Quindi la nostra diretta che si può seguire appunto attraverso lo streaming dà la possibilità a tantissime persone. Quell'unione di popolo di cui parlavi Tonino poco fa, riusciamo ad averla anche grazie alla nostra diretta, perché qui sono tante le persone che affollano il santuario di Santo Antino, ma sono altrettanti. Quando mi hanno sono tanti trapiantato quelli il che fegato, ci stanno guardando. zeppo di metastasi, e io ho detto a mio fratello vai a Santo Antino. Mio fratello è venuto, ha toccato la bandiera e l'ha baciata, poi è corso subito a Cagliari, mi ha accarezzato il capo e ha dato un bacio. Perché era ancora calda. Sì, Voglio dire con le però lacrime. Sono bellissimi questi tuoi racconti. Io dico, pensate veramente con le lacrime agli occhi. E lui ce li ha in questo momento. E lui ce li ha. E lui ce li ha in questo momento. Ma i sedilesi che sono fuori per disagi, per lavoro, per tante cose, certo, non possono essere qui. Veramente quanto vorrebbero essere qui. A loro va sicuramente un abbraccio forte. Conosco dei sedilesi che in questo periodo estivo lavorano in località della costa, ma che per queste giornate sono tornate, tornano a casa, si organizzano. Non c'è dubbio. A proposito dei tanti desilesi che seguono attraverso la diretta di Videolina, attraverso lo streaming, sono sempre meno. Spopolamento si fa sentire anche qua. 1925. Ma l'anno prima eravamo 1957 e l'anno prima ancora 27. eravate 20 in più. 27, ma voglio dire, con una proiezione di normale progressività, fra 20 anni anche serio. Ma parti da una base 250 abitanti. Ma fra 20 anni, dove non hanno più i presidi, non hanno più le farmacie, non hanno più la caserma, non hanno più... Il mondo cambia e... Sì, vabbè, ma urbanisticamente, Antonangelo, la Sardegna ha questo effetto ciambella col buco, con 20 chilometri di costa utili, tutto l'altro all'interno sta solo perdendo.
forse lì mantieni un po' in quella crosta esterna. È un'illusione. Sì, vabbè, ma voglio dire, quando tu hai 2500 abitanti in inverno e 70.000 d'estate, qualche cosa certo, anche urbanisticamente la dovresti raccontare, o sbaglio? Ma c'è di più. Orosei fattura 250 milioni di euro. Tutto tutta questa zona non ne fa un terzo. Caro Antonangelo, la Cinta è stato per 7 anni il bar che ha fatturato di più in Italia. 4 cassieri a battere quattrini dalle 8 del mattino alle 8 di sera, un'apparecchiatura in legname. Sì. Una delle località più belle. Ecco, allora soffermiamoci sul segno che la regia ci manda, anche questo è un segno bellissimo. Molto bello. Una croce bizantina. Una croce bizantina. Antonangelo, raccontacela. Questa tu. è una croce bizantina, probabilmente appariva, era dell'antico tempio bizantino, recuperata poi nelle varie. Considera che la Sardegna è stata l'ultima terra bizantina d'Europa, perché parteva all'arcontato di Bisanzio fino al periodo giudicale, quindi fino al 1150 noi siamo stati l'ultimo arcontato, e infatti ci sono ancora molti termini greci qua per dire sbadigliare, noi diciamo cascare come i greci. Per esempio uno dei nomi più diffusi un tempo in questa zona, ma anche nella mia, era Basilio. Capito? Proprio Basilio, Costantino, Michele. Ecco, torniamo un attimo a Costantino. Abbiamo detto di questa figura. Sì, Tonino. Vorrei fare una considerazione. Se mettessimo la lingua italiana in un settaccio che lasciasse passare solo le parole di derivazione greca, la lingua italiana perderebbe il 70% dei suoi vocaboli. Sì. Questo è. Ancora il vescovo qua si chiama Supiscamu. Capito? Certo. Intanto continuano i giri, noi li abbiamo persi perché non riusciamo a contarli. Non ci vogliamo bisticciare per il numero. Se non vogliamo bisticciare per i numeri. Allora approfittiamo di questo momento prima che riparta l'altra parte della corsa per parlare di San Costantino. Che non è santo per la Chiesa Costantino cattolica. Imperatore, esatto. È santo imperatore. solo per la Chiesa per la Chiesa ortodossa. E fu in realtà uno dei più grandi criminali della storia, fu un imperatore feroce. Ha ucciso la prima moglie Fausta, ha ucciso il cognato, ha ucciso tutti, era feroce in casa ed era feroce fuori. Assolutamente, nonostante Diocleziano avesse deciso che l'impero era troppo grande per un unico imperatore, avesse deciso 2 Augusti e 2 Cesari, lui lo ha accorpato, un uomo spietato. Tra l'altro spostando l'impero romano verso Bisanzio. E considera che non è vero che è sotto Traiano che era più vasto, è sotto Costantino che l'impero romano era più vasto. Inizia da York e finiva a Istanbul, tra l'altro con uno sguardo all'Asia, perché guarda, a Istanbul e sotto di lui anche la Persia era. Assolutamente, ma quando lui ha chiesto e quella cos'è l'Asia? Mi prendo anche qui. Ci stava facendo un pensierino. Un uomo spietato, feroce. Assolutamente sì. Ha ucciso anche il figlio. E questa la dice. Aveva un senso del potere incredibile. Assolutamente, incredibile e smisurato. Però dicevamo, forse l'abbiamo fatto in apertura della nostra diretta e hai fatto cenno tu alla tradizione che vuole San Costantino imperatore, che ha vinto nel 312 alla Ponte Milvio contro l'esercito di Massenzio. Per Padre Angius non era San Costantino, ma Costantino I. Costantino I di Torres. Lui dice no, non è dedicata a San Costantino, ma a Costantino I di Torres, che ha riedificato la chiesa. Sì, esattamente. E ha un senso logico questa roba, perché era il padre di Gonario. Sono 2 le Amazzoni, ne avevamo visto solo ragazze? Una. Sono 2. Ma le conosci? E sono giovanissime. Sì, dovrebbero essere una figlia Elena Manca e l'altra figlia di Graziella. Mi stanno sembrando, io le vedo solo nel monitor, ma sicuramente sono loro 2, anche perché sono 2 ragazze che comunque oggi è rivoluzionaria l'Ardia, perché allora, ricordiamo quelle che sono le novità, le 2 Amazzoni. Le 2 Amazzoni, padre e figlio, primo e terza, in costume i 3 e 2 Amazzoni.
Eh sì. E carabinieri col E caschetto. carabinieri col caschetto. Quelli non dimentichiamoceli, ragazzi. È una rivoluzione carabinieri. copernicana. Saranno al quinto giro, Tonino. Sì. Sì. Adesso Possono anche Ecco, da adesso in poi cosa succede? Questo potrebbe finire qui, potrebbe essere l'ultimo giro, no, però il parte quinto. da giù davanti alla lui chiesa. parte da qui. Lui parte un po' più spostato sulla sinistra, vicino allo spigolo della chiesa, dell'ingresso. E le altre due, mentre invece la fila è fatta nello spigolo prima. Esatto. Quindi dal santuario alla chiesa verso Samuredda, che noi abbiamo qua. L'abbiamo qua. Samuredda, come ho detto, dove al centro c'è una croce di pietra che poi sì, che la regia ci ha fatto vedere più volte. E sotto i meniri, la dimostrazione che questa era una zona sacra. Penso che ci siamo distratti abbastanza, che siano almeno 5 giri fatti. Minimo. E quindi potrebbero essere perché ne abbiamo sufficienti? raccontate di ogni nel mentre. Sì.